Allora, illustrerò alcuni aspetti di due modelli di federalismo fiscale significativi della realtà europea, ossia quello spagnolo, e della realtà extraeuropea, ossia quello canadese, e arriverò a parlare del modello di federalismo, del progetto di federalismo fiscale italiano che non ha, direi, aspetti, non ha nessun aspetto virtuoso, e anzi un mostro giuridico che è lontanissimo dalla generalità dei modelli di federalismo fiscale esistenti sia in Europa che al di fuori dell'Europa, che si ispirano a principi di equità, giustizia, uguaglianza e decentramento. Ora faccio una premessa. La prima tappa del percorso che conduce alla comprensione del federalismo fiscale è data da una considerazione, ossia le domande, le offerte e le preferenze, le valutazioni comparative in termini di utilità e di costi dei beni e servizi pubblici provengono normalmente da sovrinsiemi regionali o locali di un unico insieme, ossia la collettività nazionale, che sono dotati di caratteri identificativi propri e che perciò hanno in comune una caratteristica, ossia quella di costituire delle vere e proprie giurisdizioni che sono potenzialmente in grado di autodeterminarsi e di autogestirsi. Le giurisdizioni economiche più ampie corrispondono nel concreto alle regioni o ai cantoni o ai lander degli stati. Quelle più ridotte si identificano nelle province, quando esistono, e soprattutto con comuni e istituzioni simili. Dunque, in un contesto nel quale una quantità significativa di beni o servizi pubblici abbia uno spazio di fruizione che è più ristretto dello spazio nazionale, la prospettiva del federalismo fiscale si traduce nella teorizzazione di un appropriato sistema consistente nel dare soddisfazione alle preferenze individuali in materia di beni e servizi pubblici attraverso la decentralizzazione delle decisioni di spesa e di entrata. Quella sopra-teorizzata è una situazione che i giuristi definiscono di federalismo cosiddetto puro, nella quale le varie collettività si trovano unite nella federazione per raggiungere obiettivi perfettamente sovrapposti di portata puramente locale ovvero nazionale. Nel mondo reale sono di gran lunga in realtà prevalenti le situazioni definite di federalismo impuro, cioè perché in esso il centro, cioè la federazione, conserva il potere di definire una gamma di beni e servizi pubblici che sono a fruizione esclusivamente nazionale. Quindi è normale in questo caso che la federazione intervenga per stabilire che i cittadini di ciascuno Stato o regione, per esempio in caso italiano regione, godano di livelli minimi di servizi pubblici, cioè una situazione che contiene elementi di perequazione. Quando dico perequazione intendo dire che viene compensata, cioè è una compensazione con trasferimenti da Stato a regioni o tra regioni, la differenza tra le spese per l'assolvimento delle funzioni e le entrate tributarie di ogni regione. Quindi dicevo, contiene in sé elementi di perequazione e redistribuzione dei redditi, perché comunque sono gli Stati più ricchi che pagano i servizi degli Stati potenti. Questo sistema non figurava nel modello cosiddetto puro. Entra in scena un criterio, il criterio della perequazione razionale e meritocratica, che è di stampo prettamente anglosassone. Cioè un federalismo fiscale, direi, come dire, addolcito e solidale, nel quale ciascun cittadino della federazione viene rassicurato che i bisogni sociali fondamentali, come l'istruzione elementare per esempio, saranno adeguatamente garantiti in tutti gli stati federali. Il tutto naturalmente nel rispetto delle graduatorie dei bisogni e delle deficienze locali di risorse, quindi in una parola
osservando il principio della simmetria. Quando dico simmetria intendo dire omogeneità nella devoluzione delle competenze, quindi osservando, dicevo, il criterio della simmetria tra territori mediante lo strumento della perequazione. Quindi in un contesto di federalismo fiscale impuro, come sono tutti i casi conosciuti in Europa e altrove, la perequazione tra giurisdizioni di una stessa nazione rischia di incontrare l'ostacolo della non simmetria, quindi della disomogeneità tra situazioni anche di origine costituzionale. Ora, occorre porsi una domanda nodale. Fino a che punto è giustificata la non simmetria e quindi la disomogeneità della devoluzione di competenze e delle risorse, cioè un federalismo fiscale che è non simmetrico e quindi disomogeneo, per il quale si intende una regolazione che è differenziata dei rapporti finanziari tra il centro e una o più unità costituenti la federazione, può essere giustificato se non in termini economici, quantomeno in termini storici, linguistici e culturali? La mia risposta è sì. La storia, la cultura e il linguaggio possono influenzare il modo in cui una singola regione o una minoranza etnica considerano l'autonomia, l'indipendenza e l'autorità fiscale. Direi che questa è una prima motivazione della non simmetria e della disomogeneità nella devoluzione delle competenze tra i vari elementi costituenti la federazione. Una seconda ragione, che è sempre legata al criterio dell'efficienza, può consistere nella diversa dotazione regionale in termini di capacità amministrativa. Cioè, se alcune regioni o unità costituenti hanno una propensione alla gestione che è efficiente ed efficace della spesa per servizi pubblici più elevata di altre, ecco che una devoluzione non simmetrica allora potrebbe giustificarsi anche in questo caso. La domanda è: devoluzione e perequazione sono necessariamente conflittuali? Cioè, come evitare che modelli perequativi troppo invasivi tolgano significato alle autonomie speciali? Cercherò di dare una risposta a queste domande attraverso la disamina, come vi ho detto, di alcuni modelli di federalismo fiscale. Vediamo la Spagna. La distribuzione della spesa pubblica spagnola tra i livelli di governo spagnolo c'è la seguente: 52% il governo centrale, 35% quello regionale, ossia le comunità autonome, 13% il governo locale, cioè province e comuni. Nonostante il fatto che la Spagna non sia uno Stato federale, queste cifre dimostrano che il grado di decentralizzazione è simile a quello dei paesi federali. Prima di proseguire è bene rammentare che il livello di governo regionale è sede di una disomogeneità, di una non simmetria costituzionale permanente tra comunità autonome del regime comune, quello che noi chiameremo in Italia le regioni a statuto ordinario, e tra comunità autonome del regime speciale, quelle che noi chiameremo in Italia regioni a statuto speciale, che sono in Spagna il Paese Basco e la Navarra. Esiste inoltre una non simmetria per temporanea che è tutta interna alle comunità autonome del regime comune, che ha cessato proprio di esistere che ha cessato di esistere proprio in questi ultimi tempi. Per quanto riguarda la prima non simmetria, ossia quella tra comunità autonome del regime comune e comunità autonome del regime speciale, si deve rilevare che la specialità del regime riguardante il Paese Basco e la Navarra consiste nel fatto che le due comunità autonome gestiscono l'apparato tributario statale e ne incamerano il gettito, salvo trasferirne una quota allo Stato centrale a compensazione, questo, dei suoi servizi resi al territorio, ad esempio giustizia, difesa, eccetera. Un noto aspetto di questo sistema è che non sussiste alcun meccanismo di perequazione tra comunità autonome del regime speciale e comunità autonome del regime comune. Quanto alla non simmetria del secondo tipo, che è quella tutta interna alle comunità autonome del regime comune,
essa è consistita essenzialmente per tutto il ventennio, dal 1980 al 2001, in una distinzione tra comunità autonome ad alte competenze da una parte e comunità autonome a basse competenze. Il sistema venne sottoposto a revisione ogni 5 anni, l'ultima definitiva risalente al 2001 con efficacia dal 2002. A sua volta la regolazione del 2001 è stata riformata da quella del 2009. Ora, una tale decentralizzazione disomogenea, non simmetrica, insieme a quella più forte di cui ho parlato prima, data da un binomio regime speciale, regime comune, ha aiutato all'epoca ad allentare le tensioni politiche espresse dai nazionalisti, soprattutto del Paese Basco, della Catalogna e della Galizia, ed ha consentito agli apparati amministrativi regionali meno esperti l'acquisizione graduale delle conoscenze e delle efficienze operative necessarie. Nel 2000 e il 2002 si è completata poi la devoluzione a tutte le comunità autonome delle due poste più rilevanti dei bilanci regionali, l'istruzione e la sanità, e si è proceduto a una razionalizzazione del finanziamento delle competenze devolute con una corposa attribuzione di risorse tributarie. Gli accordi del 2009 hanno segnato un robusto progresso sulla strada del federalismo fiscale spagnolo. Il nuovo modello di finanziamento consta ad oggi di un paniere di tributi ceduti dallo Stato, ossia il 50% di IRPEF e IVA, 58% di accise, e di un fondo perequativo di servizi essenziali che è chiamato Fondo di Garanzia per i Servizi Pubblici Fondamentali. Alla base del fondo perequativo sta l'obiettivo classico di dotare tutte le comunità autonome di livelli di welfare, cioè istruzione, sanità e interventi sociali analoghi, in presenza naturalmente di sforzi fiscali che devono essere simili. Il fondo viene alimentato con il 75% dei gettiti fiscali delle comunità e il 25% di contributo statale. Le risorse vengono distribuite in base a fabbisogni che sono standardizzati, calcolati statisticamente, avendo come parametri di riferimento la popolazione per fascia d'età, la superficie, la densità e l'isolamento. Voglio sollevare alcuni rilievi sul federalismo fiscale spagnolo. Ho detto in precedenza che in Spagna il livello di governo regionale segue di una non simmetria costituzionale permanente tra comunità autonome del regime comune e comunità autonome del regime speciale. Mentre si può ammettere che il regime speciale avesse forti ragioni storiche, politiche e culturali per prevalere nel passato, sono forti ad oggi dubbi nella politica spagnola che un trattamento così differenziato rispetto al regime comune debba valere anche per il futuro. Ci si è chiesti allora come si dovrebbe muovere la Spagna verso un sistema semmai più omogeneo, più simmetrico. Ora, nel mese di ottobre del 2010 si è tenuto a Saragozza un convegno dedicato alle prospettive del sistema di finanziamento speciale. Di fronte al quesito chiave del convegno, cioè se fosse possibile ed augurabile estendere il regime speciale all'intera Spagna, la risposta è stata nel senso che la cosa più ragionevole da fare sarebbe avvicinare i due regimi, quello comune e quello speciale, più verso il regime comune, in quanto, si è detto, in nessun paese al mondo esistono tanti sistemi fiscali indipendenti quanti sono le unità costituzionali. Altre ragioni sono queste, ragioni concettuali, in quanto lo Stato centrale verrebbe privato di ogni potere impositivo, e altre ragioni finanziarie, cioè il costo delle comunità autonome aumenterebbe del 4% in termini di PIL. E dal punto di vista distributivo, cioè le comunità autonome più povere verrebbero a perdere risorse rispetto al regime attuale. È impossibile cioè estendere il regime speciale a tutte le comunità autonome, si è detto, ma al massimo alla sola Catalogna,
in virtù di ragioni geografiche, storiche e culturali. Nella stessa sede si è affermata un'altra cosa, che la non simmetria porta al Paese Basco un vantaggio di circa 4 miliardi di euro, pari al 6% del suo PIL, rispetto al regime comune, che è un vantaggio derivante da aggiustamenti tecnici in tema di IVA riscossa. Si è altresì stimata nel 50-60% la sovradotazione di risorse del Paese Basco rispetto alle comunità autonome del regime comune. In definitiva, il costo dell'estensione del regime speciale all'universo delle comunità autonome di regime comune è stato valutato in 40-50 miliardi di euro, quindi un costo insostenibile nella valutazione conclusiva generale per l'attuale situazione economica spagnola. Quanto all'altro versante della non simmetria, quello all'interno delle comunità autonome di regime comune, occorre rilevare che la vecchia situazione è stata via via sostituita da un crescendo di autonomia impositiva paritetica che è culminata nel 2009. Io non sono d'accordo con le conclusioni raggiunte all'interno in virtù del convegno di Saragozza. Io ho una mia opinione. Credo che un progresso nella direzione della simmetria non significhi necessariamente che tutte le regioni finiscano con l'avere responsabilità in tema di risorse e di spesa. A causa di differenze storiche, culturali e linguistiche, alcune regioni possono scegliere di procedere oltre nella direzione dell'autonomia di governo rispetto ad altre. Credo in sostanza che se la scelta del grado di autonomia sia nella disponibilità di tutti, e se le maggiori competenze sono collegate a maggiori responsabilità fiscali, allora le diverse scelte circa il grado di autonomia non dovrebbero condurre ad inefficienze economiche. Voglio parlarvi un attimo del caso canadese, che è il frutto di un compromesso storico tra il centralismo imposto dalle esigenze delle economie e dei mercati e il pluralismo culturale, sociale ed etnico delle popolazioni canadesi appartenenti alle varie province. La soluzione costituzionale è caratterizzata da una visione nazionale omogenea, simmetrica, e da una visione regionale differenziata, non simmetrica, unite dall'intento di apportare benefici a tutti i cittadini. L'esempio di compromesso per il principio della simmetria costituzionale e quello della flessibilità regionale, in particolare riguardo al Quebec, è dato dal rifiuto di quest'ultimo, già negli anni 60, di aderire ad un piano nazionale delle pensioni. Tale possibilità fu riconosciuta da una riforma costituzionale del 1964. Da allora il federalismo non simmetrico del Canada consiste in una universalità generale simmetrica, cioè di norme valide per tutte le province, accompagnata da una clausola di dissenso, la cosiddetta opting out, cioè scelgo di stare fuori, che è anch'essa valida per tutti i territori, ma di fatto è stata storicamente utilizzata dal solo Quebec. Ora, il non allineamento di una provincia a un programma, ad esempio di politiche sociali, accettato da 2/3 dei territori aventi più del 50% della popolazione, dà diritto alla provincia stessa ad una compensazione finanziaria che le consenta, pensate, di predisporre di un proprio programma. La formula regola generale costituzionale più opting out, cioè clausola di dissenso, sto fuori, contraddistingue tutta la costruzione del federalismo non simmetrico canadese, in particolare nei settori dell'esazione tributaria, della sanità e della perequazione. Per quanto riguarda la formula regola generale costituzionale più clausola di dissenso, rilevo che tale clausola è servita quasi esclusivamente a fare gli interessi del Quebec, ma senza fornirgli un ingiusto vantaggio e senza ledere gli interessi vitali delle province. In conclusione, il federalismo non simmetrico del Canada è stato accompagnato da un forte impegno all'armonizzazione tributaria e a servizi pubblici che sono ragionevolmente equi. Dato il carattere fortemente regionalizzato
e multiculturale e multietnico della società e dell'economia canadesi, ritengo personalmente che la vera problematica del federalismo asimmetrico in Canada non è che ce ne sia troppo, ma è che ce ne sia troppo poco. Alcune parole sul progetto di federalismo fiscale italiano e concludo. Ora, il 29 aprile del 2009 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante la delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione del 119 della Costituzione. La legge delega credo che sia solo un contenitore ricco di principi e più ampio della portata della delega e sia avaro nella precisazione di criteri obiettivi che dovrebbero lasciare prevedere le forme di imposizione dei diversi livelli di governo locale. Sono convinto del fatto che la realizzazione del cosiddetto federalismo fiscale necessiti di più ampie riforme costituzionali, così come già oggi il suo limite più grosso è un invisibile raccordo tra finanza nazionale e finanza locale. Occorre constatare inoltre che poiché l'Italia è uno Stato unitario e centralista, seppure articolato in regioni ed enti locali, il relativo federalismo appartiene a un modello rarissimo nella realtà europea e internazionale, è un federalismo detto dissociativo, cioè mentre in Germania il federalismo nasce con la costituzione di uno Stato federale, in Italia il processo è avviato purtroppo all'interno di una Costituzione che riconosce l'autonomia delle regioni e degli enti locali, ma non riconosce la loro sovranità, il che comporta due conseguenze fondamentali. In primo luogo, proprio perché le regioni non sono entità sovrane, non hanno il diritto di trattenere e di incassare quanto prodotto nel rispettivo territorio. In secondo luogo, l'assetto ancora oggi esistente lascia in eredità coalizioni politiche e tecnostrutture che tendono a difendersi, da un lato riducendo il cambiamento e dall'altro lo rendono funzionare alla propria sopravvivenza. Ciò significa che il federalismo dovrà misurarsi con una tenace resistenza delle strutture centrali e tenere in gran conto due pericoli: quello di un decentramento carente nella definizione stessa delle competenze decentrate e quello di meccanismi procedurali nascosti che emergeranno nel successivo momento applicativo, mantenendo di fatto purtroppo un livello di centralismo che è superiore a quello desiderabile. Vi è pure il rischio che il processo di riforma porti con sé un aumento della pressione fiscale per i cittadini. Ora, detto questo, se prossima ad avverarsi una rivoluzione istituzionale, se a confortarla emerge qualche voce sparuta del nord, nessuno degli interessati si è chiesto quale sarà l'utilità del federalismo fiscale, se c'è, per l'intero paese. Mentre si prepara una rivoluzione istituzionale, almeno potenzialmente di immensa portata, come il federalismo fiscale, il sud della Sardegna, a parte le obiezioni sollevate dal Partito Sardo d'Azione attraverso il contributo prezioso, per esempio, di Paolo Manichetta, e a parte le battaglie coraggiose di movimenti indipendentisti come l'IRS di Gabino Sale, Sardegna Nazione di Cristiano Impostu e il movimento indipendentista di Claudia Zunchetu, dicevo, il sud della Sardegna sono silenti. Sembra che la sola preoccupazione della classe politica meridionale sarda sia quella di assicurarsi compensazioni adeguate, cioè la quota del gettito fiscale che le regioni più ricche dovranno trasferire tramite lo Stato centrale alle regioni più povere. Mi chiedo allora, è possibile che sia tutto qui? Come dire, non abbiamo altro da dire? Io ricordo che in epoche intellettualmente più felici in Italia, in Sardegna e nel Mezzogiorno è esistito un pensiero di grande qualità e spessore che ha guardato il federalismo come un possibile motore di sviluppo, a un mezzo di emancipazione economica e sociale. Di quegli anni e di quel pensiero sembra che non sia rimasto nulla, come sembra se dalle università, dalle camere di commercio, dalle autonomie non arriva alcun contributo di idee e di proposte, in particolare da quelle sarde e centro-meridionali. Un
palese impoverimento, direi, e un'altrettanto evidente contraddizione se si pensa a coloro che parteciparono nei decenni all'elaborazione dei progetti federalismi, per citarne alcuni: Camillo Bellieni, Carlo Cattaneo, Marco Minghetti, Napoleone Colagliani, Colombo, Claudio Treves, Ettore Ciccotti, Maffeo Pantaleoni, Gaetano Salvini e Luigi Sturzo. Ora, pur diversi nei contenuti, questi intellettuali erano accomunati dal convincimento che il federalismo non è e non può essere solo un meccanismo istituzionale, ma è soprattutto uno strumento per la garanzia delle libertà civili e politiche, ed è la fede nella responsabilità individuale e nell'autonomia, direi. Il progetto di riforma ha una sua importanza e proprio perciò, per essere portato a termine, richiede cultura, richiede tenacia e richiede capacità di collaborazione. Sarà necessaria allora, nella contingenza naturalmente, una riforma costituzionale volta in primis, credo, a creare un Senato delle regioni. In caso contrario il federalismo fiscale sarà in balia di trattative oscure fatte in luoghi impropri. Occorre, credo, un luogo istituzionale ove il confronto per la perequazione tra regioni si svolga in modo trasparente e controllabile da parte dei cittadini. Solo in questo modo, credo, si otterranno i benefici del federalismo fiscale. Deve essere volto non solo a responsabilizzare gli amministratori, ma anche i cittadini nella valutazione di chi li governa e di chi li governerà. Grazie.